Grande successo per la serata dedicata ad Andrea Mura, andata in scena mercoledì 20 marzo al Palazzo Pirelli di Milano. Organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione Milano per il ciclo Il Sesto Continente, storie di uomini e di mare e con il patrocinio della Regione Lombardia, la serata ha rappresentato per il velista sardo l'occasione perfetta per raccontarsi al pubblico presente all'Auditorium Giorgio Gaber, partendo proprio dall'imminente partecipazione alla All-Star 2013, la leggendaria regata in partenza da Plymouth il prossimo 27 maggio. La All-Star sarà durissima, come risaputo, una regata leggendaria, si svolge ogni 4 anni, dal 1956, la prima edizione fu vinta da Francis Chichester e come dicevo una regata molto dura perché è l'unica controvento e contromare. Contrariamente, gioco di parole, al Vendée Globe o ad altre regate come la Roue du Rhum dove per lo più si naviga con venti in poppa. E forse questo che l'ha resa leggendaria. Poi si svolge in un periodo primaverile, quindi acqua ancora molto fredda in Nord Atlantico, rotta molto a nord. L'anno scorso alla Chustar, che praticamente al suo percorso, siamo arrivati al 52esimo parallelo nord e l'acqua era molto fredda, quasi sempre sotto i 10 gradi, spesso a 6 gradi, 7 gradi, quindi bisognava stare molto attenti. Ovviamente non puoi cadere in acqua perché non è ammesso, sarebbe un viaggio senza ritorno, di sicuro. E poi le condizioni brutte perché il mare è caotico, il cielo è sempre grigio, uggioso, e quindi ti ritrovi in un mare desolato dove sai che la civiltà più vicina è molto lontana. Tutte queste condizioni, questo freddo rendono la navigazione triste, per cui devi farla con uno spirito molto forte, proprio perché è una gara e hai l'obiettivo di arrivare il prima possibile e possibilmente davanti a tutti. Questa è l'unica cosa che ti porta a compiere un'impresa come questa. L'anno scorso ho partecipato alla Chustar, che diciamo che è la figlia della All-Star, l'All-Star la mamma proprio. È una regata in doppio, stesso percorso, Plymouth-Newport, 3000 miglia, controvento e contromare, senza assistenza e senza scalo. Ho partecipato insieme a Riccardo Apolloni, quindi una regata che avremmo dovuto fare diciamo serenamente, ma ciò non è avvenuto. Abbiamo tardato anche la partenza da Cagliari per trasferire la barca sino a Plymouth perché il budget non era stato concretizzato. Grossi problemi con finanziari, istituzionali, amministrativi e non si riusciva quindi ad avere la serenità e la tranquillità di avere un budget. Questa situazione si è sbloccata all'ultimo momento, possiamo dire a 48 ore dalla partenza, quindi immagina che sono partito da Cagliari insieme a Riccardo senza sapere di partecipare a questa regata, quindi in sordina, in silenzio stampa, fortemente voluto dal mio ufficio stampa, perché appunto non volevamo lanciare un'impresa alla quale forse poi non abbiamo partecipato. E a 48 ore dalla partenza il mio amico presidente del Cagliari Calcio Massimo Cellino, ormai noto in tutta Italia per un sacco di storie, si è prodigato e ha lavorato affinché si potesse sbloccare questa situazione e mi ha appunto chiamato in Inghilterra dicendomi: Andrea, è tutto a posto, parti e vinci. Io ho vissuto quei mesi antecedenti con uno stato d'animo pietoso e la mia stessa esistenza era stata messa, devo dire, non a dura prova, ma messa proprio in gioco. Stavo rischiando di perdere tutto quello che avevo perché mi ero esposto finanziariamente in maniera più grande di quanto non potessi fare, proprio perché ero forte di poter avere insomma, un certo budget che non arrivava. E comunque alla fine siamo partiti e la regata è andata bene, ma per dirti quanto stavo male, io per la prima settimana non ho timonato di notte, non ero in condizioni, cioè stavo fisicamente male perché ero molto provato da questa situazione. Riccardo mi ha coperto e di notte o timonava lui o mettevamo l'autopilota. Ho impiegato appunto una settimana per iniziare a riprendermi e sentirmi confidente a timorare anche la notte. Il libro L'avventura di notte della paura racconta gioie e dolori vissute per arrivare alle linee di partenza della Route du Rhum. Ho impiegato 8 mesi per scriverlo dettagliatamente, quasi 500 pagine, poi la Mursia ha visto bene di scremarlo, ma era veramente dettagliato. E sono contento, per me è una grande memoria, è comunque anche un onore a tutte quelle persone dietro le quinte che hanno lavorato e alle quali sarò sempre grato, mi hanno messo in condizioni di poter partecipare a questa impresa gestita un po' a livello familiare, tra amici, dove io ho speso veramente tanti dei miei soldi, ma questa è la passione, questa è la vita, una scelta che ripeterei altre 1000 volte ed è andata bene e quindi è stato bello poter raccontare
questa impresa. Per quanto riguarda la Ostar, devo dire che ormai sono entrato in questo corridoio delle regate oceaniche, mi ci trovo bene, la barca è pronta, io mi sento pronto, ho ancora le energie, penso di avere ancora tanto da dare e perché no, non ho tante altre opportunità di regattare in oceano con Vento di Sardegna, una barca vecchia di 13 anni che non rientra in tutte le categorie, quindi la Ostar è una di queste, quella in cui rientra, e quindi l'opportunità di partecipare non la voglio perdere. Certo non adoro il solitario, mi piace più andare in coppia, però è una gara come un'altra per la quale c'è da stringere i denti, testa bassa avanti tutta e arrivare il più in fretta possibile davanti a tutti. Se sei in regata, io non so gli altri, non ho mai avuto occasione di confrontarmi con altri velisti per questo, però io un po' mi trasformo. È come se girassi l'interruttore e fossi meno umano e più androide, più guerriero. Quindi la vivo sotto questo aspetto, cioè l'obiettivo è quello di arrivare il più in fretta possibile, il prima possibile. E perciò non mi interessa quello che mangio, non mi interessa quanto dormo, non mi interessa nulla, soltanto correre. Correre, farlo in maniera corretta, sportiva, cercare di godere al meglio la navigazione, però non è una navigazione di piacere. Quella sarebbe una cosa completamente diversa, ma in regata la bellezza è proprio la corsa, vivi l'adrenalina per la corsa, attaccato al computer continuamente ogni ora per vedere gli aggiornamenti del tracker, vedere dove sei tu, dove sono gli altri, cosa fa la meteo, ed è una grande partita a scacchi che dura un paio di settimane e questo è meraviglioso. Ho avuto paura in occasione sempre della Q-Star, verso la fine, a circa 1000 miglia dall'arrivo, durante un piccolo ciclone che siamo andati a cercare per entrare, come dire, in velocità warp, agganciarlo ed essere catapultati fuori a tutta velocità, e quindi abbiamo navigato molto borderline nella fase più critica di questo colpo di vento, di questa burrasca molto forte. È aumentata improvvisamente nell'arco di poche decine di minuti, avevamo soltanto una mano di randa, il vento è salito a 34 nodi, 35, che può non sembrare tanto, però con quel mare è stata una cosa bestiale, avevamo una mano di randa e Richard frazionato su e la barca era eccessivamente invelata e non c'era modo di prendere terzaroli né di chiudere il Richard. Abbiamo impiegato un quarto d'ora per chiudere il Richard. Riccardo era al timone, ci siamo cambiati, io ero un attimo più fresco e mi sono puntellato con i piedi surfando tra i 24 e i 25 nodi con 50 piedi, insomma non era un Volvo 70, quindi comunque è più piccolo, va più piano, in mezzo a queste onde enormi e con la paura di ficcarci dentro con la prua e c'erano queste colonne d'acqua verticali, questi baffi sulla prua infiniti ed era veramente difficile. L'obiettivo era quello di tenere la barca orizzontale, bastava qualche grado di troppo, sottovento, sopravvento per farla partire o in strapoggia o in straorza, il che avrebbe voluto dire rischiare di essere catapultati in acqua, comunque fare danni gravi fino al ritiro. Ho avuto dei momenti anche molto divertenti e anche piacevoli, quando è tutto sotto controllo, la barca è in ordine, l'autopilota funziona bene, tutta la strumentazione funziona bene, le condizioni sono costanti, quindi è il momento in cui è tutto sotto controllo, le vele sono regolate bene, il vento è regolare, non hai bisogno di fare altro, ti puoi anche rilassare un attimo, magari un'oretta, ed è favoloso mettere la musica che più ci piace, perché è come vedere un film a cielo aperto in 3D, questa è la verità.